Tante novità quest'anno, Presidente, nella 13ª edizione 1.3. Sì, nella 1.3, 6 marzo, ci sono diverse novità. Innanzitutto si inizia il percorso da Conegliano su Conegliano, percorso molto veloce, ma oltre a questo penso un'altra novità importante è quella che c'è la mezza maratona, richiesta moltissimo dai maratoneti, è un'opportunità di avvicinarsi al mondo della corsa senza dover fare la fatica della maratona completa. Una maratona anche sempre più internazionale. Devo dire che con l'attività che stiamo cercando di fare in giro per l'Europa, promuovendo nell'ambito delle altre maratone un turismo sportivo, i risultati si stanno vedendo, è un percorso che abbiamo iniziato già 3-4 anni fa e quest'anno abbiamo più di 300 atleti che vengono da un po' tutta Europa e non solo. L'aspetto sportivo anzitutto, ma poi anche la promozione del territorio e dei suoi prodotti. È un grande avvenimento sportivo con tante manifestazioni collaterali. Siamo fieri di avere il Consorzio del Prosecco al nostro fianco, tanto è vero che si chiama la Maratona delle Terre del Prosecco, è un modo di promuovere il territorio, le sue produzioni tipiche e anche, però non solo a questo, la maratona è anche tanta solidarietà.